Non è pensabile che si arrivi a licenziamenti e che siano ancora una volta i lavoratori a pagare il prezzo di una crisi che non hanno determinato. CGIL e Cislewill respingono con fermezza l'ipotesi di 25-30 esuberi complessivi tra Consorzio Venezia Nuova e Thetis nell'ambito della crisi del sistema MOSE. La posizione è stata ribadita con forza nel corso di un tavolo di confronto tecnico a Veneto Lavoro con la partecipazione della Direzione Lavoro Regionale, del Comune di Venezia, dell'Autorità per la Laguna di Venezia, dei rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova. Da troppo tempo discutiamo di soluzioni, senza vedere un piano concreto. Per questo abbiamo detto chiaramente che per noi il tavolo di settembre è l'ultimo disponibile. Il tempo è scaduto e lì servono chiaramente soluzioni, piani concreti per dare una risposta occupazionale a tutte e tutti. Senza questo è evidente che la mobilitazione sarà inevitabile. Non è possibile che questo percorso, la nascita dell'Autorità per la Laguna, si traduca proprio a Venezia in licenziamenti di lavoratrici e lavoratori. I sindacati hanno chiesto e ottenuto che il tavolo con la Regione e il Comune diventi il luogo in cui creare le condizioni possibili perché si arrivi all'obiettivo zero esuberi e si armonizzino i tempi tra le varie procedure. C'è un dato dal quale partire. Per Thetis, che è la società della Galassia Mose in composizione negoziata, sono state presentate 4 offerte di acquisto vincolante. È un piccolo passo avanti perché rischiavamo di averne 0, ma non è sufficiente perché con le offerte ricevute rischiamo di avere 20-25 esuberi. Le prossime settimane sono decisive, bisognerà lavorare per allargare il perimetro sia economico che occupazionale di queste offerte, in modo da arrivare a quell'obiettivo di 0 esuberi che secondo noi è ancora raggiungibile. Da Cabalbi, il vicepresidente del Veneto con delega al lavoro Luca Spavanetto ha confermato la volontà di mettere in campo gli strumenti regionali disponibili per l'occupazione che dovessero essere richiesti a supporto delle soluzioni che saranno individuate. Definendo i circa 25 esuberi un numero provvisorio di fronte all'obiettivo condiviso di ridurlo a 0, l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci ha comunque sottolineato che la riorganizzazione delle aziende del sistema MOSE è una vicenda complessa sulla quale la Regione non ha competenza istituzionale diretta. A Cafarsetti il consigliere Nicola Pellicani ha presentato con il gruppo del Partito Democratico un'interrogazione al sindaco che chiede un confronto in Consiglio Comunale attraverso un'audizione urgente con tutte le parti interessate. Per Pellicani non è possibile che il Consiglio Comunale di Venezia, che negli anni in questa vicenda ha sempre svolto un ruolo da protagonista, adesso resti completamente escluso dal confronto.